Non so chi di voi ha seguito le mie elucubrazioni in Facebook del Dao Jiang con cucina, no? Dao Jiang. Ancora cattoviola. Meno male che non c'è gloria. È come alla comenza la cucina. Se te venisse mai qua un giorno del Dao Jiang con cucina, c'ha una spiegazione, no? E poi da lì comincia un tormento. No? Sembra facile. E vengo messo. Non riesco a dormire, mi tocco chinare, ho detto, se mi venisse mai qua del Dao Jiang, è meglio fare finta che mi sta sudando, me ne vado a tornare in letto. No? A Rita, riportò la frase a modo suo e poi mi ha scritto correggimi per favore. Allora, mi scrivo cosa l'ha scritta Rita e la correggevo io. Allora, la frase è: anche mi non dormo e a mio in po' di televisione. Me l'ha scritto. Allora, ci sono 6 errori alla ricerca, dai, cominciamo. Chi alzi la mano chi vuole di me. No. Un solo però. No. NO. Meno, ecco no. 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 Dormo. Marisa? Dormo. Perché sappiamo che la U finale, detta, recitata, si scrive O. E a maggior ragione, cioè allo stesso modo, la O in finale scritta senza nessun accento, si lese U. No, però si lese NU, ma non si scrive NU, si scrive no. Dormo, si scrive do, si dice dormo, ma non si scrive dormo. Poi, basta che avete Televisione. Un. Chi? Si la scrive un e si legge in, giusto? Sì. In. Questo fenomeno chi, non so se lei ne parlò, un o se lese in, a parte il fatto che è un'assonanza, perché mi posso dire in, I, che poi la diventa I, in. Si chiama iotacismo, cioè usare la I al posto di un'altra vocale, iotacismo. Poi, Cinzia. Quelli che avevo individuato. Quelli che avevo individuato sono già andati. No, dai! Ma guarda qua! Un po' con l'accento. Un po'? Con l'accento, no? Qua l'accento. Quello Circonflesso? Leselo un po' Marisa. Tu? In pu. Chi che sei tu? Pu. Ma non è un gruppo musicale. E allora? Ci vuole là. Po non andava bene, no? Così. E va a dire un po'. Poi con 2 errori. Televisione. Mio. Brava. Mio. Non mio. Ma anche mio. Però? Mio. Ammio. In italiano come ammiro. Quindi? Sulla I. C'è una caduta? Sì, è più molto la I. C'è una caduta in una consonante, per cui La I. dopo la I, ammiro, invece è ammio, Quindi ci va su. mio. Sulla I. Se avesse messo ammio, se lei l'avesse scritto ammio, mio è un mio, mirare, no? Mia di senese, mia, in italiano non è mirare. Però ammio l'aveva scritto con 2 M, perché? Perché si tratta di una protesi. Ma qual è più corretto? Va bene tutte e 2. Sì, anche mio. Mio,
Miu con Perché la il fare Napoli è Amiu, è come Katà e Akatà. però il significato È una protesi, quindi quando applico la protesi devo riflettere la consonante e poi fare precedere tutto dalla lettera A. Amiu. E poi con television, televisione. come vedi, X come vedi, ma Senza I e senza A. Televisione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le tue parole 6 errori. Si vede con bel due. Rita, tu che ci guardi da casa. Rita dovevi Fagli pazienza. Vieni a vedere. Vabbè, però il fatto che l'abbia Sì, bisogna. E vabbè, Però- non mi aspettavo di più. deve migliorare. Per Ma aspettavo imparare di più. bisogna fare così, per imparare, impari dagli errori. Per imparare bisogna Sì, sì, scrivere, se impari, provare dai. sempre. Come il tedesco. Basta, quello che volevo dirvi Iotacismo ti ha detto, sai va. è l'uso della I, AI. è un termine greco, iotacismo. È come rotacismo che è anche. Non ve ne ho mai parlato di rotacismo. Allora, rotacismo. A un certo momento, diciamo nel XV secolo del 1400, fino al XVIII, 1700, i nobili senesi hanno pensato bene di distinguersi, di pigliare distanze dal popolino, dal volgo. E, a parte il fatto che hanno 6 distanze perché gli altri mangiavano tutti i giorni e un volgo lo mangiava quasi tutti i giorni. Hanno pensato bene che anche nel parlare hanno pensato bene di distinguersi. Allora, invece di usare semplicemente l'articolo o la preposizione articolata, semplicemente così come ad esempio u gatto, a banana, dai corvi, che ne so, da moi, la mamma, da moi, eccetera, no? Ha pensato bene di, francesizzando un pochettino, scimmiottando i francesi, di usare una R sommessa però, cioè invece di U diventava RU, invece di A diventava RA, così come I diventava RI, E diventava RE, Scusate. eccetera eccetera. Da diventava DRA, dai, drai, eccetera eccetera. Sempre questa bella idea. Era 21 fare mesi. il corso di... Mm. Mi sono andato fuori. Però non si pronunciava così marcatamente come può sembrare dalla scrittura. Rugatto, no. Era proprio rugatto, come i francesi che l'hanno pronunciato. Rugatto. E appunto questo fenomeno si chiama rotacismo, cioè hanno adottato la R per distinguersi. E se voi altri amici, certe pubblicazioni dei poeti di quel periodo lì, siccome i poeti non erano metalmeccanici a lui, i poeti erano tutta gente che poi va a fare un poeta, quindi stavano bene, perché quelli che non riuscivano a mangiare tutti i giorni avevano per l'anima di fare un poeta. Ed è conseguenza ci sono tanti poeti che usano questo ro, ra, ri, tre, tu, eccetera. Sempre con vedi, vedi, vicini, Vicino o sono vicino? vicini. Dico che U quello divento Dai, Ra divento Ra, Io divento Ri, E divento Re, Che distingue. Da divento Dra, Dai divento Drai,
eccetera, eccetera, no? Sia le preposizioni articolate, dove entra l'articolo, sia gli articoli stessi, via questa R vicino. Però non veniva pronunciata marcatamente, tipo ri, gatti, ru, can, eccetera. Non, gatti, can, cioè abbiamo appena accennato, velata, no? Questo per distinguersi. C'è anche chi sostiene il contrario, nu, sci, ma al contrario, che è stato il popolo a volersi distinguere dai nobili, no? E allora tutto quella cosa lì. Ma se, e appena finito di dire, ma se quella gente lì non lo sa manco cosa mette in a mezzogiorno, va a pensare se bellinate chi è, quelle bellinate lì la pensa solo chi stava bene, benestante. E questa cosa che le dura 3 secoli. E non è tanto finché poi sono rientrati nella normalità. Questo si chiama rotacismo. Poi hanno bombardato i francesi, allora A proposito del bombardamento di francesi, non so se è francesi o se è inglese, perché chiamano bombardo. Comunque, in uno di questi assedi da parte di stranieri, no? Sono nate le cosiddette piatto tipico senese e tomagielle. Lo sai cos'è? Non è tomagielle. Sai cosa sono? Involtini. Fettine di carne con un po' di verdurine dentro, che le instecchi, quelle che tomagielle. Non è che l'hanno inventato, però era un piatto prelibato. Ai prigionieri che teneva i senesi, no? Per esempio, magari stava bombardando la flotta inglese, ai prigionieri inglesi che servivano le tomagielle. Senza il piede. Perché? Con il piede. Perché loro che ci stavano bombardando, un po' come ora succede là, pensavano di prenderci per fame. E allora, gli altri poi da qualche modo all'altro facevano sapere, ai prigionieri della tomagielle, e lui altro messo giù, cosa mangia? Se i prigionieri mangiano le tomagielle, figuri, e voi mi pigliate per fame, voi vanno da fame, però eravamo le tomagielle, ma magari poche, E lì strategia, bravo, strategia. Tomagielle come lo scriviamo? Ma X L. Perfetto. Apro parentesi, ho cominciato a fare scuola ai miei nipoti, entusiasti. Vei erano dormiti da noi altri, ho detto, ora facciamo, studiamo, prendiamo visione di nomi di mesi, di giorni alla settimana, di stagioni e di numeri dall'1 al 10. E quanti anni hanno? 12 e 10. Ma guarda, mia nipote poi quando era andata a dormire, nonno, grazie di questa lezione. La lingua. La capire, l'apprezzare. No, tra l'altro ne è una molto più perspicace. Impara subito. Perché di zugno, masu, luggiu, prima bisogna dirlo, no? Hanno fatto il compito, come si dice e come si scrive. Tra l'altro è venuto anche, perché a un certo momento estate. Non è estate? Estate. È venuto il fonema AE, e mi tocca spiegarglielo. Zugno, quella francese. Mi tocca spiegare che in senese, contrariamente all'italiano, la U si può pronunciare U e U. No? Poi è venuto, così, no, dove è E? Vabbè, che è il fonema E. Non so che parola. Zoggia, no? Zoggia.
Mi tocca spiegare anche qui, non esiste in italiano. Oh, per cosa è 4 C'è proprio qui. sono molto ricettivi. Sì. Non è come noi altri, è più altri. E mica metto mia scia. E mica come su 40 anni. Diventa così come sono, non va con me. Per dire, e alla prossima volta i numeri dall'1 al 10. Ma no, dai, almeno fino al 20. No. Andiamo avanti. Arrivo al 10 e poi basta. Vabbè, abbiamo cominciato e ero entusiasti, andiamo avanti. Vabbè. Ma scusa, Dimmi. tua figlia o parla? Mia figlia lo capisce ma non parla. Parla. Sì, Né neo, tra l'altro. Tanto lo capisco. Quando le ha piccine, le ha la seconda elementare, o terza, più o meno. Come sto Basicini Vatenaka. E in 4 strofe, Basicini Vatenaka, tu mi aspettia che sarà corto lo furnà, Volete tascare? e in 4 strofe. Io lo mostrare, cianin, o poi va un d'accoglia. Poi magari prima parlava Sì, assorbono tanto loro, come le lingue che fanno 2 lingue. infatti poi forte di perché mica lo dico ma sei perfetto. Bravo. Mi ricordo una volta l'ho portato a scuola e ha detto i figlioli in defera una del figlietto che dice vuoi mica che ti canti Basicini volevo quando salute arrivò a maestra Maestra Viviana, vuoi mica che ti canti Basicini Vatenaka? Certo! Oh vai! Cosa mi sono... Ma perfetto lei, No, vabbè, meglio così. Sì, certo. Ce la fanno. Sì. Domande di nessun genere? Luigi, chi ti sente? Dice che non ho fatto questo. Sì, la rendi poco. Vengo, ma per me tutti. Ma non fa niente, l'importante è che entra qualcosa. Invece Ma è un po' di... sugli accenti che c'ho. Guarda, se te la Cioè, sulla un cosa. po' Sulla Domanda. Nel senso che. Tiratela pure giù, che tanto non siamo a 2 metri di distanza. Allora, sulla fonetica, nel senso, perché io un po' lo parlo, vabbè, non in casa, però poi scriverlo che trovo la difficoltà. Dell'accento c'ho sempre un po' di dubbio tra uno e Perché l'altro. devi fare sempre, applicare l'analisi fonetica. Ma quello lì se l'ascolto sì, però poi sulla carta mi fermo perché dico, E bene, allora, sarà giusto, mi fermo un po' per quello. lei aspetta che è stato un esempio all'inizio... dei figlioli, non mi ricordo. Cioè su quello che rimane un Ecco. po' più. Quando famo i mesi, no? Il primo, Zena. Zena. Tanto a me ne ho detto anche, spesso e sovente, quello che in senese è la Z, in italiano è G. Genova, Zena. Gennaio, Zena. Giovane, Zueno. Giugiola, Zisua. Ginocchio, Zenun. Oh, uno ne sbaglia una, Da quando ho detto così? Z perché in italiano è così, no? È venuto il primo gennaio, Zenano. E poi spiego anche gli accenti. Ho detto, non è così è Zenà, così è Zenà, che è quasi doppio, no? 2A, ma non proprio 2A. Una A è un pochettino. Quindi Zenà e Zenà, ecco. Riferendomi a quello che mi domando la Cinzia. Se tu leggi qui, cioè gennaio, se ti dici Zenà, tu devi fare mente locale. Dico Zenà o Zenà. Nel momento in cui ti decidi, ti pigli la posizione, no? Come dici? O ti scrivi Zenà o ti scrivi Zenà. Allora, se ti scrivi così, ti scrivi bene, scrivi così, ti sbagliò. Però ti riesci a arrivare, cioè non dici Zenà, ti dici Zenà. Come quando si dice in po', no? In po', in zenè. In italiano è
Un po'. poco. Po. È apostrofato perché manca la co di poco in italiano. In senese non che va né apostrofo e né accento po, ma che va i due punti, anche se siamo in finale di parola. Perché? Se mi applicasse la regola finale di parole che metto il circonflesso, leggere un po' Marisa. Un po'. In po. No, invece mi dico in po. Non dico in po, dico in po. Mia in po, non è un po' ne esce così. Non è un po' ne esce. No, facciamo l'esempio. Se mi dico, non è di conoscere, facciamo conto che si c'è lì. Dico, non è un po' ne esce. Senti che non so. Non è un po' ne esce. Non è un po' ne esce. Non è un po' ne esce. Quindi, non è secco. Non è secco. E idem in tutti gli altri casi dove puoi avere il dubbio se usa il circonflesso, magari anche i due punti, oppure l'accento grave. Freva, idem. Freva, febbraio, manca la aio, la io, febbraio, eccetera, eccetera. Però dimmi ancora qualcosa che può esserti utile, cioè in modo che mi te possa dire qualcosa che può essere utile. Ad esempio quando sulla E c'è l'accento acuto o quello grave, in modo che dici. Allora, qui è semplice, a parte il fatto che se non ce lo metti è lo stesso. Non puoi non metterlo su caffè, su perché, su finché, ma se non lo metti su avere, che è dentro, no? La parola, la E, non fa niente. Sarebbe meglio mettercelo. Per esempio, verbo avere, avei. Se non ce lo metti ti devi dire. Avei. Allora, io non ce lo metto, avei. Però se ce lo vuoi mettere, cosa ci metti? Acuto o grave? Allora, tieni presente che l'accento grave è largo, l'accento acuto ti dà l'idea. Acuto, pensa alla geometria, angolo acuto, questo qua angolo ottuso. Quindi questo è grave, c'è spazio aperto. Caffè. Questo invece è Cunetto. no, caffè, questo è caffè. Sì, caffè. Questo invece è finché. Questo è, ma ci va l'accento qui ce lo devi mettere, altrimenti dici perché e dici finché, se non ci metti l'accento. La parola, diciamo, chiave, che però non ti può riesci benissimo non metterlo perché sono dentro la parola questi, all'è minestra. Se mica dovesse mettere gli accenti, me, ne, stra. Anche qui vedi, analisi fonetica. Me, ne. Mi sembra? Sono io. Proprio anche se non lo metti non va un errore. No, l'importante è che poi ti lesi benessere. Se uno sa cosa è minestra, non l'ha mai sentito di nada. Come se lese? Se viene in tedesco chi non è mai stato in Italia e lo vede scritto, prima va parte della, o arriva a chi e poi viene chi. Come lo lese? Padova Novara oppure Padova Novara? Se lese Padova Novara. Questa è sdrucciola, questa è piana. Questo è un esempio. Sì, però. Ma gli altri perché non si sbagliano mai? Dimo Padova e Novara. Ma perché ho sempre mai non ho bisogno di. Non pensiamo mica, o dimo punto e basta. E scrivendo in italiano tu non ti fai nessun accento. No, tu sai, basta. È come quando ti lesi
Glicine. Ogni, sì, perché agli e i peli. Anche ci sono Glicine e pegli. Perché non li lesi pegli e glicine? sono tante località poco conosciute, tanti si sbagliano. Certo. Comuni Ma qua non sono località, sono gli altri usiamo, ma in straniero come fa a sapere? Allora, io puoi dire, è una magari regola, che quando come in inizio di parola è gli, in greco è gli. Vabbè, allora andiamo a scrivere negligente, non è queste parole, direi. sono eccessive. Niente. E questo gli, articolo gli, all'inizio, chiude in fondo. Sì, non viene Scusa, prima tra Padova e Novara, ti hai detto sono due. Sdrucciola e piena. Però l'accento Allora, l'accento è sempre Sulla grave. prima, sulla prima. Vabbè, allora, accento grave o acuto, esiste solo questa Sulla E. dicotomia differenza, no? Sulla E. Vai. Anche in Shao, ma Shao mi fa ridere quelli che distinguono botte da botte, cioè. Ma da E è una bella differenza. Sulla E. Sì, sì. In sceatre sulla A, sulla O e sulla U sarà sempre grave. Accento acuto, quando mica metto Novara, e se mica mettesse l'accento acuto, fa sempre Novara, no? No, ma poi non esiste. Cioè, Novara è accento grave, punto e basta. Supera ci va l'accento. Come? Supera ci va No, l'accento. l'apostrofo. Non ne abbiamo C'è parlato. un'elisione. No. Non ne parlò, lo parlò l'altra volta, lunedì passato lì perché mi peva la vesa, dico qualcosa. Parliamo di pra. Tanti scrivono con accento, Sì. sbagliato. Perché Allora. frata. Pra si scrive con l'apostrofo. Perché? Perché pra è una parola, deriva, il termine pra, deriva dalla parola latina prata Veituriorum. Veituriorum. Veituriorum è un genitivo plurale dei vetturi, che era un popolo stanziato da Cogoleto, Cornigena, Introterra, eccetera. No? Prati dei vetturi, perché chi? Li ha tanti proi. Contrariamente a quello che si può pensare, la nostra vocazione nell'epoca pre-romana addirittura non era quella marinaresca o di pesque, no? Della pesca, ma era quella della coltivazione, perché ha tanti proi. Quindi prata veituriorum la diventò pra. La brevi. Pra. Sarebbe in italiano però, pra. Difatti, se ne è in Alto Adige, in Veneto, per tanti posti che diciamo pra Longia, pra Martin, prati. E lo scrivono sempre così. Pra, perché vuol dire prati. Lo scrivono anche gli altri così. Pra, con l'apostrofo. Poi, allora, chi scrive pra così, o fa due errori. Lui, chi scrive senza niente o fa un errore. Chi che mette l'accento ne fa due errori. Perché? Perché essendo una parola che ha una monosillaba, l'accento non può che cadere sulla A, solo la vocale, quindi non può che, allora è inutile mettere l'accento. Se ti metti l'accento, non ti devi metterlo, ma se ti metti ti fai due volte l'errore perché ti devi mettere l'apostrofo. Lei meglio scrive così, si fa un errore solo. Chi te ne fa due? Ne fai due? No, probabilmente l'apostrofo io lo confondevo con l'accento. Quindi ci va l'apostrofo. Ci va l'apostrofo. Pra. Là, gatti, vedi? Pra, perché è l'apostrofo, lo vedi? È l'apostrofo un po' fatta a dritto. Però l'apostrofo. Se aveva un accento. No, l'accento sarebbe grave. Vabbè, però. No, non è un accento grave, assolutamente. È un apostrofo fatto un po' a beretti. Doveva farlo un po' tipo virgola. Invece
palmaro, ecco, prendiamo un po' in esame il nostro gonfalone, no? Vedete come l'ha messo lì? I milioni. Allora, questo però è il gonfalone allo stemma attuale, Moderno. ma quello originale del 1862, guardate della Gemo fotocopia, e mica non mancava anche, del documento in cui il neonato Stato italiano, Regno d'Italia, quello è nasciuto nel 1861, 1962, conferisce al comune di Pra il diritto di fregiarsi di quello stemma lì dove i simboli significano A, B, C, D. Firmato Urbano Rattazzi, ministro degli interni. Allora, anticamente non le ha uscito. Come lì, l'erbo, no? Allora, hanno sempre detto l'erbo del gabba. No. Musse, perché quello non è l'erbo del gabba. L'erbo gabba, che lei vocabolaio qui? No, Lei? no. Va bene. Sarebbe nel vocabolaio senese, genovese, italiano. Alla voce gabba trovate salice bianco. Gabba, salice bianco. Quindi quello non è salice. Allora, No, però è bianco. No, Non c'entra niente. no, è giallo, quello è giallo. È giallo. Lì l'hanno fatto dorato, ma lo stemma vecchio, cioè quello originale, è giallo. Palma gialla in campo verde. Il campo verde sta a indicare il nome di Prato, no? Prato. A Palma sta a indicare il nome, diciamo, primitivo, perché Pra è una volta le ha solo Parmani, a Gegia, la Pieve, e il nucleo era lì, poi sì che sono state case sparse, però la parte vitale è lì, a Palmaro. Perché Palmaro? Per Dillo. i pellegrini Che tornavano alla Terra Santa e Palma, grazie ricevuta ad essere ritornati sani e salvi, c'era un approdo perché chi a Prano arrivava in navi data la Terra Santa e andavano si pensa che fosse la costruzione dell'oratorio. C'era un ricovero. Dell'oratorio, che ha in ricovero, in Cenobio, c'aveva un po' come voi, dove portavano tutte queste palme benedette dalla Terra Santa e li mettevano lì a svuoto, diciamo. E quindi di conseguenza a zona la chiamava Palmaro, in senese Parma. Infatti andiamo a benedì e Parme, non è palme, è parne. E quello che teniamo in tempo è panse o le u parme, non palme. Perché se che dimo andiamo a benedì a Benigi, e palme, dovremmo dire anche che abbiamo un palme. Quindi Parme e Parma e Palmaro. Sì, poi magari sia poi col tempo siete è italiani. diventato Parma magari. No, ma Però viene in automatico. Parme. Cioè, viene in automatico di Parma e Parme. Sì. Non ti, magari. No, ma poi invece va bene dire è palme, no? È parme. Però se dici È parme e poi ti chiama un parmete, ma non è palme. Allora se diventa dire palme in tematica un palme, ma cosa è palme? Se non ti dici va bene dire un palme, usciamo con la Croce Verde che fanno portare via con la camicia di forza. Quindi là come quando ti dici mia che bella alba. E poi per dire albaro ti dici arba. Dici mica albaro. Arba. Strasetti d'arba, no? E lì uguale, bisogna stare attenti. Se ti dici arba, ti devi dire arba. Che siamo? Sì. Allora dobbiamo restare. Allora, olea verde, campo verde Campo verde e la palma bianca. bianca.
No, gialla. Gialla. Ah, gialla. Perché erbo di gabba? Perché? Perché l'hanno confuso con un detto. Siccome una volta è anche nuova, c'è molto campanilismo, no? Tra Pragu, Trisesti, Peci, eccetera, che ognuno cerca di scogli gli altri, no? Denigrare, eccetera. Prego? No? Scogli. Scogli. Calunniare. Scogli. Questa è una parola Questa è inedita. nuova. Far apparire la parte peggiore Calunnia. insomma, calunniare, calunnia, sì, ma magari non è manco una calunnia, è anche verità, però bisogna tirare la fea, quella scogli, l'erba all'infinito, scogli. Hanno confuso la palma perché ne viva. Allora, partiamo da più distante. Per esempio, quelli dei Sestri abbiamo sempre scogli e via delle due facce, no? A Sestri hanno due facce, perché? Mi hanno detto che il comune ha due entrate, è vero? L'edificio del municipio ha due entrate, uno lato monte e l'altro Ah, lato lo sapevo. Mi hanno detto che vorrei di sesta. Mi ha detto anche che su ti dice una cosa, poi Sì, Beh, ma no, ma poi per estensione, Sì, sì. ma per lingua, cioè hanno la lingua biforcuta, come diceva Toro Seduto, no? Che tu sai cosa ha detto il suo ufficio? A Toro Seduto. Guarda. Guarda, ti vedi che botta del murroidi che te viene a sud stadi a setto. Vabbè. Cioè parlano con lingua biforcuta, hanno due facce, no? Ma questo era una denigrazione bella e buona, perché non li aveva. Pigiano spunto, dal fatto che hanno due entrate, hanno due facce. Però tieni presente che il detto, perché è un antico detto genovese, avevi due facce come quelli dei Sestri, ma non si trattava di Sestri Ponente, di Sestri Levante. Perché? Perché Sestri Levante è un istmo. Ah, sì. E allora si affacciano sui due mari. E allora due facce, una da una parte e una dall'altra. E anche lì però il senso figurato, l'estensione è lingua biforcuta. E gli altri idei, quelli dell'erbo del Gabba, perché c'era uno, diciamo, molto evidente, famoso, non so se è famoso, se è erbo per essere famoso, però era molto evidente, c'era un salicione o salicone bianco in Sciarciassa sulle rive del Rio Ramellina. Allora, via Ramellina, sapete più da lei, era praticamente un rivo. Infatti Sutta di Anconova, che sfocia a Mena. E questo rivo, Ramellina, ho letto da qualche parte che è un quadro di Montanella, mi pare, che è una donna che va al Rio Ramellina. Il Rio Ramellina funzionava anche da cloaca, quindi penso che infatti il salicione diventò un rigoglioso perché era lì sulle rive di un fiume che aveva del concime in sé, nelle acque. Non nutriva. Non nutriva, e ora diventò bello rigoglioso, no? E lì è un salice. In senese Gabba. Ora, perché dici, ma non dico che siamo quelli dell'erba di Gabba, ma senese Gabba, cosa vuol dire? Gabba, cosa vuol dire? Frega, no? Quindi stiamo attenti a quelli dell'erba di Gabba perché Gabba, le frega, no? Quindi Gabba non è nessun problema, no? Gabbare, ma anche in italiano, Gabbato lo santo. Gabbato, appunto, in senese. Ma l'erbo del Gabba però è in senese, l'erbo del Gabba. Che tra l'altro questo erbo del Gabba, meschin, è stato tagliato giù nel 1907 quando ha ristrutturato la piazza Scesa, che allora non era come Scesa, perché dovevano convenire piazza Anacancio, 3 o 4, Anacancio, piazza del Popolo prima, quando che Mussolini aveva nato. Vabbè. Quindi
la ristrutturazione della piazza In che anno? 1907. Si sa da questa data perché la ristrutturazione è stata abbastanza importante e anche notevole, no? Questo era successo. Hanno coperto di ramellina, hanno rifatto a Ciassabè e hanno piantato quei platani che abbiamo ancora adesso, quindi sono secolari. Perché dal 1907 che quei platani non so com'era quando l'hanno messo, 5C, non lo so. Comunque ora vedete com'è, no? Quindi che siamo l'erbo del Gabba, non dentro più niente. Però via. Però via. Nel coso non c'entra niente. Non esisteva, ma nello stemma. il tuo sistema non... Però siccome ne chiamava quelli dell'erbo del Gabba, allora quando hanno messo sul stemma qualcuno dice abbiamo messo l'erbo del Gabba, siamo quelli dell'erbo del Gabba, no, alla una Parma. Dicevano Parmali. Alla Parma. Sì, tu È il nome primitivo, Pra era identificata con Palmaro, la via alla piede, no? È quello lì. Poi in cima li vedete che è De Sa, che è il stemma a bandiera del comune di Zena e de là che è 6 balino. Segna 5. Allora, invece Guinea 5 prima, che si chiamavano, ma se dovevi vedere ora chiamarli, sembra come una volta, Casali. Casali. E stavano a indicare 5 rioni, 5 zone principali di Pra. Allora, partendo da Levante, il primo casale era Torre, che si riferiva a Torre Cambiaso. Torre arrivava fino e in tutto Lungarlo fino ad arrivare a Cessa di Pra. La scissione. Poi la Pra propriamente detta da Ciassa fino alla foce del Rio San Pietro. Pra. Dalla foce del Rio San Pietro a fugge da Branega, du Branega, premiati che dico da Branega, Sappello. Qui una P, Sì. Sappello. Da Branega fino a Verina, Fino a Lodi. Palmaro e il quinto casale era cosiddetto Palmaro Carboni o Carbone, che sarebbe stato l'entroterra. Perché Carboni o Carbone? Allora, vi aggiungo una teoria. Carbone perché dicevano che vi ha delle fabbriche della Peressi, no? Per cui usavano tanto carbone e allora carbone. Altri invece dicono che a Palmaro era nato Giovanni Carboni. Più lei a Giovanni Carboni? No. Giovanni Carboni da Balilla. è quello che durante l'insurrezione di Balilla, dopo che abbiamo mandato via a Cascia in Turchia i tedeschi, no? Austriaci, erano austriaci e anche savoiardi, E anche lei. Quindi abbiamo recuperato anche e Ciave la città e la pigia questo Giovanni Carbone. Un netto si presentò del governo, dei rappresentanti del governo, ha detto chi che è Ciave? Mi raccomando, lo fate le fregature, questo era Giovanni Carbone. Quindi non si sa se è un po' comunque. Però scusa, entroterra tipo... E va bene, il quartiere Ciap, dai. Caneva, sì. Però Canneva. Invece tu ti hai detto Palmaro arrivava fino a Verina. Sì, Palmaro arrivava al litorale, no? Da Verina, cioè. Palmaro arrivava... Allora, da Verina, un luogo a Verina, però tieni presente che i confini erano sempre determinati da rivi. E mi parlo di Rio San Pietro, Rio Branega
Rio Giuliano. San Giuliano. Quello del Mesu, Don Magnasco, non entra niente qui i confini, però è Rio Madonnette. A Madonna. Ah, non so più. E poi il Rio San Michele a Lunghello, ma anche lì però non determina nessun confine. Tenendo presente che i confini di Pra storici, quindi Torre, non partiva più o meno da lassù, però conglobava anche il Lido di Lido. Fino a... Perché? Ah, Lido, Perché al Lido, e c'è ancora adesso, ne andrete dove vedevo che scivola giù, cioè, e c'era il confine, sì, era un rio, il Rio Sant'Antonio. sì, Certo sì, due, sì, sì, però è una Ma volta. due, I confini storici erano Rio Sant'Antonio, sì, Rio San Giuliano, Pra e Lido. sì. Sì, beh. No, Può arriva dai vigili, se dove sono i vigili? Sì, Dai vigili non l'ha aperto. sì. Poi dopo... Quella lì, Rio San Giuliano. Sant'Antonio. Rio Sant'Antonio. Difatti, se fai ambiente locale, non lo so, Cinzia, Nella chiesa. ma Luigi Scigur anche lei. Il giorno di Sant'Antonio, il 17 di Zenano, che non è festa rossa Giulinaio, quindi non era festa di precetto, ma si festeggiava a domenica dopo, no? E che a festa a Sant'Antonio e noi andati in Pra, andiamo in processione a Sant'Antonio, a me perché ha cattato un ballone, il bacacchetto, eccetera. Allora la ricorrenza subito impegnati in Pra. Perché in effetti c'era ancora questo retaggio, no? Ormai non era più i confini. Poi l'hanno spostato... E poi l'hanno spostato motivi Geopolitici. geopolitici. Da Castellusso, Di Blasone. non so che mi hai fatto caso, quando un tramvai, pullman, ma noi facciamo sempre tramvai, vanno su, no? Pra 1, pra 2, pra 3, pra 4, arriva a Castellusso, pra 7. Pra 7. Ah, sì, no. Quello che viene da Siena, arriva lì, per gli 5, mettetevi d'accordo, per gli 5 o pra 7? La stessa... Cioè, pra 7 se ti venisse bella, per gli 5 se ti venisse, vabbè. Il punto era quello. Io mi hai fatto caso? No. No, Non dico perché fatto non caso. vedo più mai. Invece te hai detto che Parnao arrivava fino a Verena. Invece Gostar confini che arrivava lì San Giuliano. Don Magnasco. E Don Magnasco No, Magnasco non c'è lì. I confini. Magnasco, quella zona dove Sì, ma lì era io Madonnetta. veniva Parmaro Carbone fino andando uscito. No, Parmaro Carbone era... vabbè, poi non si sa bene come fosse determinata la differenza tra Parmà e Parmà Carbone. Poi va a essere che ne è un po' più su, un po' più su. Non si sa manco Carbone, in effetti la posso deriva, no? Comunque, Palmaro e Palmaro Carbone. Questo O Carbone. nel 1862. 1862. Fino a... Appena nato il Regno d'Italia. Sì, sì. Ecco, poi la corona turrita, le due frange non entrano niente perché tutti gli stemmi di tutte si pegano, corona turrita è un standard. Ormai, perché se metteva solo lo scudetto, lo stemma, lì a poco, allora qualche fregio bisogna che gometta. Lui che entra niente assolutamente, niente, corona turrita come Granatano. Ecco, questi qua erano d'oro e il campo era rosso. Sono 6 là ieri. Là sono 6 perché ora sono sestieri, sono sestieri. Uno è Longarello, Pra, San Pietro, Sappello, Palmaro e Canova. Anche 9 Canova, sì. Canova sarebbe il Palmaro, l'ex Palmaro Carbone. E io ci amico, perché non facciamo così? Borgofoce anche. Di Van Canneva. Perché vi è una fabbrica da canapa. E appunto, Canneva. lascialo il dito senese. Canneva. Vabbè. Canova. Devo sulla chi a poesia di Aldo Acquarone, no? Sì. Perché non fa fine, non faccio...
però lo segno in K quando non è borghese, qui parenti che parlano monsenese, perché non fa fine, è uguale, canne va. Sì, è Allora, fasura. poi, Mi pare che in suo sistema hanno detto tutto. ma Borgofoce? E Borgofoce o da San Pietro. Rio San Pietro. La Praga. Borgofoce, Ok. che poi non ho ancora capito, perché poi hanno cominciato a rubare a Borgofoce, Pra, San Pietro, beh. Non ti sei molto No, non è... Gli altri siamo- non mi attira più di tanto. No? Che poi è interessante, specialmente per il Sapello, che nei rioni ci sono anche i bordi dei bordi. Il Borgo del Borgo, che Sapello, che è Mortegin. Mortegin, perché Mortegin? Sai che sono Mortegin? No, non Ti vedo. chi stai a Mortegin, No, Ti stai a Io Mortegin? Sagliano non dai. no, nulla. Come no? Ah, con me. Ma Montesino. Tu faceva la chiesa, Montesino, dove che è? a Santina. Te la nasciva a Mortegin? Ah sì, non ti Sì, sapevo. Non sapete che sei di Mortegin? Ma dov'è? La Dove te scalinata. nascivi? Perché quella zona lì ha preso il nome dalla scalinata Montesino. Quella che va Dove c'è la sotto parrucchiera, che vai Ma c'è la chiesa. La chiesa. sull'angolo dove c'era la cappella. Poi la viusa. Davanti al barretto. Ah, ecco! Davanti al barretto, c'era la discesa che va giù. Tutte quelle scale. Dove c'era la Ginetta la Pirenea Ginetta, e ora che è un beauty, cosa che è? Sì, ma dicevo pure l'ho già vista. E ti che è Mortegin, Montesino. Sì, Ecco la zona lì è la Diceva di Montesino. Benzenese Mortegin. È corruzione, Montesino, Mortegin. Anche perché Foscia ha poca vita, quindi Invece arrivo a Mortegin. Ciccia. Mortegin. Ah, sempre venuto a dire sapendo, cioè sapendo. Non è che ha tanta vita, negozi che ha bitteghe, che ha a Santina, che ha un Pasqualino Magelà, però te l'hai in tutto palazzo, poi non è che ne ha No, tante. poi che ha... Che ha Anita a Mesanina. E allora, lo dice Luigi, sappiamo propriamente detto o le adunze sono nasciute dove è l'arco, no? Dove Porta del Sappello. Fa la viusa, La viusa rimane, è quella zona creata negli anni Però la bionda dovrebbe negli anni andare 30, l'arco. aspetta, che va dal Viusa civico Vecchia. 31 al 41. perché c'è la viusa vecchia. E poi è nasciuta la viusa nuova. Quella alla viusa, quella che facciamo vegia, è quella che vediamo dal cancello, scava dritta fino alla cima. Dove c'è? E che dice alla viusa? Dove abitava la... Quella è la viusa. Infatti una volta mi ricordo che mi dicevo la bugia veggio, la bugia... La laviosa nuova è quella di 55A, B, E C, del ferro. e che è anche D nel pallo. Era 4, Dove che è quella scacca in mezzo alle Sì, case, sì. e poi sono più moderne. Sì. Quella lì è di ultima generazione, quella la più bella. Anche davanti un casone. La più bella, sì. E Però anche quella di là dove vai dall'arco grande, quello dopo il voltino. sì, quella lì, Quella No, è nuova. È nuova. No, quella è quella nuova. La più salvezza è quella di là al levante del Vortin, C'è un mentre invece con la nuova è- ti entri a Punente del Vortin. A Ponente. Dove che ha Belanda, Sì, la c'è Mesanina. l'angolo, c'è l'angolo. E perché la viusa? Perché se vi altri vi fermate un cancello, non è mia, case che si snodano in salita lateralmente e insieme che è una costruzione che la ciliegia di tutte, no? Lascio insieme, dove che stavo Canessa, il nostro vescovo, ex vescovo, eccetera, che è sempre vescovo, però volente. Beh, quella casa lì, quel casermone lì,
era stato acquistato a suo tempo, si parla dell'anno 1000 o 1200, non è che siamo avanti, era stato acquistato e è venuto a Staghe in una famiglia spagnola che di cognome facevano la Viosa. Famiglia. Quindi la Viosa ne arriva da quella famiglia lì, spagnoli che venivano a sta a Pra. Vedi, di Spagna veniva a Pra, lo dica a Pra qualcosa che... certo. Allora, voglio dire, Sappello, abbiamo detto che andava dal Rio San Pietro fino ad Ubranega. Se gli altri che fa caso, allora, e poi via Sappello alla nava da Rio San Pietro a Piazza Laura. No, Laura. Via Sappello. Certo. Se gli altri vede a prima targa, non so dove segge, di via ai Raghi, penso che segge tu Palazzo di Oreloia, non so se è. Comunque senz'altro lì davanti, dove qui. Lì dove sono le sport. Dove qui dove sono le sport. sport. Se vedete la mia magari ora scancellò perché una volta i nomi, le incisioni, i marmi, le vie che facevano con il ciungio, no? E il ciungio o che lo fregava o che pure lo andava via perché dopo secoli. Guardate che via ai Raghi, in fondo che già via 20 settembre. Ecco, sì, via 20 settembre. Perché via 20 settembre allea praticamente tutta la zona del Sappello. Da lì fino a Piazza Laura. Arrivava là fino a Laura. Perché poi non si è più chiamata via 20 settembre? Perché col 26, con l'avvento della Grande Genova, noi abbiamo un comune qui, che è via 20 settembre a Zena, ma che anche a Pra. Ma per forza hanno dovuto cambiare il nome. Chiaramente non la cambiò di più a Zena, ma non cambiò niente. Così ha cambiato tutti, anche appunto il X. Via Maria Ausiliatrice, via Maria Ausiliatrice, allora via Nostra Signora della Guardia. Ma che stava su. Quindi non può essere due. Via Ambrogio Negrone, che ne due, una Pra e una a Sestri. Però a Sestri è via Ambrogio Negrone, chi è via Villini Ambrogio Negrone. O non so se a lui è un page e poi ha due differenze. Questo per dire che è toponomastica. E quindi Sappello alla nava da Rio San Pietro fino a Ubranega, ma a via 20 settembre alle Somale, alla nava da San Pietro partiva lì fino a Piazza Laura, Piazza Costanzo Laura. Anche mi ricordo su tam e i miei barni dove sono nasciuti, ganno dalla targa, lì si vede anche un bel, già via 20 settembre. Ma adesso di questa cosa di Piazza Laura è vuota. Come? No, Il ci palazzo sta. ci stiamo C'è Luigi Castello sopra. Sì, ma che sta E un mego con la Cristoforo, sta in centro, però sto per il campo Sono convinto che non lo conosco. Sì, c'è stato Mi fa piacere. Mi ricordo quando andavamo a Benedire, c'è la cappella. eredi di Laura. del comandante Costanzo Laura. Invece Puistè è stato scenico di Una Zena. statua a Siena, divento. E se non sbaglio, quello è stato quello che ha acquistato la casa di Colombo e l'ha fatta ristrutturare. Dopodiché, quando hanno fatto delle verifiche, perché non si sa bene se è a casa di Colombo, perché quando è nasciuto Colombo, non si va nessuno con le ha visto Covoletto. Covoletto c'è qua. L'ha nasciuta per Terra rossa là qua. anche i cinesi, a un certo momento anche i cinesi hanno detto che questo Colombo era cinese. Vabbè, per dire, l'ha fatta ristrutturare, poi a un certo momento, col tempo, con la tecnologia,
hanno sciù testala per vedere la datazione col carbonio 14 e le veniva fuori che non poteva essere questo carbonio. Prima sulla fetta ristrutturata, il cemento cambia il giorno e mica così. Quindi a parte il fatto che non abbiamo anche del cemento, non so cosa dire. Cioè, siamo sempre lì. Come lo stesso discorso vale, apro una parentesi, per la sacra sindone. Certo momento la sindone è un mistero, questa sindone. Tieni presente che la sindone fino al 1300 della sindone non si sapeva niente. 1300, tac, è apparsa. L'uomo il crocifisso, poi sei un segno, pim pum pam, vabbè, comunque. A un certo momento hanno deciso di testarla col carbonio 14 e è venuto fuori che era del 1300 su del vino. Quindi da lì segno. C'è qualcosa che non fa. Bene, ma cosa hanno peggiore? Hanno peggiore in fi del Norlu, no? Bene, ma si sa che siccome passava un po' del sapore dell'asta per proprietà dei Savoia per la vita e suore avevano cucinato giudeo che hanno fatto loro un giudeo e quelli figli non erano mica dei tempi di Gesù Cristo. Per dire. Quindi non è detto, però non ti devi manco dire non è vero perché il carbonio 14 dice che. Vero. Se dovevo dire ancora. No, eravamo sempre 6 sestieri. Perché in 6, non 6 è sestieri. Quando è in 4 è in quartieri. Quando è in 5 perché noi in quintieri. Non so se può dire la matematica non è un'opinione, ma la logica ti impone, se 4 è in quartieri e 6 è in sestieri, 5 sei a quintieri. No, casali. Non so mai usare. Però quintiere non ho mai sentito, Ho sempre sentito di quartiere o sestiere. Ma manco settiere, manco quartiere, manco triere. Rioni, va bene sempre, bravo. Però quartiere e sestiere vengono sono tosti. Vabbè. Cos'è da dire? Domande. E poi appunto se non diventa 6 per quando allargò e con gli insediamenti collinari. Il CEP non ha stravolto niente perché voleva il corrispettivo del Palmaro Carbone, mentre invece quartiere San Pietro o Lavatrici, quelli lì è il sesto in più, è il sesto, lui non più che ha determinato il passaggio da 5 a 6. Che poi in primo tempo, mi ricordo, in San Giorgio de Pra, lo guavo proprio a monte dalla nostra fabbrica, cominciava a asciutare quei ruspe quando hanno fatto il quartiere e mi ricordo che diceva chi che viene degli 3. Poi evidentemente quelli dei pesi gli altri non lì non pra 2, no, quartiere San Pietro, ma per gli 3 non lanciamo. Infatti l'ho messo anche in una canzone, quella pra scordata. Via Ungaretti per esempio, è Pra. Via Ungaretti. Sarà Pra. No, lì è Pra. Eppure che di signori che stanno lì, che se che mettono in tuo biglietto da visita, via Genova quindi. Bene, bisogna che quelli lì che arrivano in assegno da 200 miliardi, che invece di arrivare a casa ci vuole a pesi, non portano là, poi lo strassano. Ancora adesso. Non lo dicono che abitano a Francia. No. Sento spesso la radio viaggiare sicuri su Radio 2. Sì. Spesso dicono volte. Autostrade di Masone e volte. Dice anche Pra, però tante volte Dice anche Pra. Sì, però anche perché ormai sono abituati a dire volte. I più fumi ti dicono Genova. Così ci ho fatto. A San Pedro non va messo una amica, dice Genova, Ovest. San Pier d'Arena, che tanti scrivono San Pier di minuscolo apostrofo Arena, no?
e gli altri San Pedena, San Pietro, San Pe. Allora, andiamo a analizzarla, no? A seconda della logica di quello che è la parlata senese, no? La glottologia. Piede, quindi San Pedena, un sano piede nella sabbia, no? Giusto? San Pietro, ma perché siamo che Pietro vuole San Pe, che io ho sempre detto, perché San Pe non l'ho mai capito, perché nessuno si chiama Pietro che dice San Pe. Ti hai mai sentito che si chiama Pietro in senese? No. Pietro, Peu, Pierin, Pietrin. Pietrin sappiamo qualcosa. A me zio, quello del Sesse Bonanima, sa come lei a Pietro, sa come lo chiamava? Santino. Vabbè, ora. No, addirittura. Comunque a Siena siamo speciali, siamo speciali. Le volte che dei manifesti mortuari, posso capire uno si chiama Quasimodo, però se facciamo Alberto, vabbè. È morto Buzzanti, Quasimodo, vulgo Alberto, oppure parentesi Alberto. Prima che delle volte che allora Parodi Giuliano Checco. Vabbè, metti che Ulea un solo può non Ulea Checco, vabbè. Oppure Parodi Giuliano Alberto, cioè due nomi belli. Perché? Ma tutti i momenti che vedi, donne, poi non ne parliamo. Non le piaceva il nome, se siete fatto cavare. Vabbè, ma finché uno si chiama, per esempio, da me Lalla, che è un 7 sœurs, me Lalle, no? Cioè, mia moglie è una delle 7 sœurs, e a terza, lei va a chiamare Tersilla. Però lei non che teniva assolutamente, infatti l'ha sempre detto, quando è lei non è Tersilla, lei è Ersilia, per tutti è Ersilia, no? Mamma di Cesare, Ersilia. Mi raccomando, quando è meu su un manifesto, non metteme che Tersilla, infatti lui l'ha messo Ersilia. E così in giovane che diva, però ti è teneta bene, perché se invece di nascere terza ti nascevi quarta, ti metteva un quartile. Vabbè. Vulgo, una volta che è vulgo, cioè, per il volgo. No, volevo dire una cosa. A Praga, un vortino di saperlo, è venuto fuori in anno che in suo calendario da Cassa di Risparmio vi è un quadro di vortino di Antonio Varni, datato 1901. Didascalia, l'arco da Main. Vabbè, sono suero, cioè, non l'ho mai sentito. Allora, indagine, gente che hanno guidato il 1901, ma agli altri 18, mai sentito. Ma alla fine lì, mai sentito. Succede che vediamo in altro quadro di questo Varni, Antonio Varni. Fascia, perché posti lì. Come? È anche un nome che si usa a fascia, si usa da Cassindeno, Nata a Genova. Antonio Varni. Vabbè, comunque, pittore sublime. Però come didascalie non abbiamo guai. Certo momento in una scena una donna con un figlio in braccio, un'altra donna in ci arriva d'umà, vicino arriva d'umà e dietro delle case. C'è spiaggia, spiaggia di Longarello, 1900 eccetera. Allora, non poteva essere assolutamente, te la ricordi tu Fulvio? Che Bruzzone Andrea aveva fatto il quadro? Sì. E lui sosteneva che era la spiaggia di Longarello. Non poteva essere per più di un motivo.
Allora, casa in Celena a Prano che non è mai stata. Che a ferrovia, no? E poi nel 1901 c'era già la ferrovia. Sì. E che case ha di là la ferrovia secondo voi? La ferrovia, la tratta Genova-Savona, l'hanno inaugurata nel 1860 o 56. Prima che arrivava a Savona, arrivava a chi? Però a Savona al 66, ma a Ghiasa qualche anno prima. Per dire, impossibile. Spiaggia di Longarello, assolutamente. La ciliegina sulla torta, te la ricordi? Che abbiamo fatto anche un esposto al museo di Era un periodo Mazziniano. che ne abbiamo fatti tanti. Con il comitato culturale. È venuto fuori un quadro di Antonio Varni di l'arco di Via Roana. No? Si vede qual è un amore di arte. O le arti in zona. Un quadro di Via Roana, Via Roana, ma Chantal Spià, con il rivo come anche quello puntetto che è stato fino a poco tempo fa, l'arco inconfondibile, della si vedeva ammasticciata la ferrovia, cioè la grigliata della ferrovia. Quello lì giusto. Tu sai cosa ha messo come didascalia, te lo ricordi? Assolutamente. Casa natale di Giuseppe Mazzini. Oh, Addirittura. No, non era andata a fare. Te lo giuro. Te lo giuro. È apparso sul Secolo, una pagina, non so perché, le ha qualche ricorrenza masiniana e ha messo questo Casa Natale di Mazzini. Che brutta. Con Guido, non so neanche al museo, avevo scritto, noi che lei vanno lì a portare le mani nella scarpa dell'Achia, però anche lì non si vanno lì. Ma la didascalia parlava chiaro. Casa Natale di Giuseppe Mazzini. Impossibile, è chiaro, impossibile. Quindi, l'arco da Main col piffero, si chiamava Main, spiaggia di Longarello, niente. Ultimamente hanno visto un altro di Antonio Varni, spiaggia di Sapello. E torna lì, casa in Sciara, arriva domani. Ma quando mai? Che ne so. E il didascalico, si vede che lo fregava, non lo so. In questo articolo che ho messo c'è soprattutto, lo denunciò, Sì. questo, che l'avevo studio qui a Prato. Voleva proprio catalogo in questa. Ma non capisco come abbia potuto, perché già nel 1900 uno non poteva essere un quadro nel 1900 perché via ferrovia. E lei come l'ha fatto a decidere e a dichiarare che ha la spiaggia di Sapello, di Longarello, eccetera. Vabbè, poi quando l'ha fatto quella lì della Casa Natale di Mazzini, è finita lì. No, poi mi sono reso conto una volta, io dall'editore, no? Da un editore primo, aspettavo che doveva finire il travaglio e le aveva libri dappertutto. No? Ne più giù a caso, come sa. Porco Giuda, Casa Natale di Giuseppe Mazzini. No, quella vera, in via Lomellina. E aveva le sembianze, non che ne arco, però aveva le sembianze. Benito chi perché? Non era tanto dissimile, no? E veniva però la miseria da via Lomellini a via Roana, che è una bella differenza. Poi l'aveva, cronaca l'aveva. Che pagina? A proposito d'Argo de Gaba, negli anni mi andava a scuola al chimico, quindi avrò avuto 17-18 anni. È uscito a Pra un giornale mensile, mi pare forse, no? Che parlava di cose di Pra, no? L'albero di Gaba si chiamava, e con lo stemma a Parma. Ma però siamo scandalizzati perché non siamo quasi riusciti. Cioè, non ti che pensare, ma chi se ne frega, se è a Parma, se è Nervo del Gabba, ma non siamo manco su fuso il Gabba. Poi il Gabba diventò, poi abbiamo visto Salicione, no? Bianco tra l'altro, mentre invece quello era del Parma. E di conseguenza è caduto Netto, se guardi, vai a vedere l'articolo, ho trovato un orto di Sapello, che è proprio un quadro.
Sì, ma tra l'altro Varni del vorto sapere un affetto quantomeno due. Perché quello che sembra di più, che nella stontia oggi andate, quello in sul calendario da Cassa di Risparmio, è simile, diciamo che è uguale a quell'altro, solo che ha delle differenze sostanziali. Inter quello che conosciamo noi altri, che è due donne e un figlio piccino a 7 anni in suo primo schermo sotto il vorto e che ha due figli che giocano in mezzo al cesso. Invece in c'è l'altro che ha 3 o 4 figli, 2 o 3 donne, che ha una donna che sciorte dalla porta, però il quadro è lo stesso, evidentemente una picciola ha detto Gazoso quello, o che l'ha assunto, perché è lo stesso quadro, uguale. La replicò. E ti ha messo quello lì che c'è più gente? No, ne pago. Non è quello della Cassa di Risparmio. Meno. Sì. È imponente com'è. No. Oh, come che è quello lì da spiaggia di Longarello, che mi va avuto a fortuna di vederlo dal vivo in vetrina da Enrico, dalla Galleria Enrico, che lì c'era, non credo che ci sia più, prima di Palazzo Tursi, Sì. in via Garibaldi. Andando da Ponente a Levante, prima di Palazzo Tursi che è Galleria Enrico, la galleria d'arte, e aveva questo qui, presunto in spiaggia di Longarello, non fare così. Sto peva che quelle figure surti sono anche al quadro. Era meraviglioso. Cioè, era in rilievo la vernice, no? Il quadro, il colore. Bravissimo. Poi, io non so come fava un viso. Io provo a fare quello lì a casa di Mazzini, no? E è una donna con il figlio in braccio, figlio piccino. In riundo la faccia, due puntini messi lì, tre punti che sta, vedi, oggi, naso, bocca, ti vedi tutto. distinti. Due punti. Io provo, l'ho fatto, mi è venuto anche bene, per l'amore di Dio. Ma non è venuto più bene come veniva lei. Con niente, fisionomia proprio completa. Lì bisogna... Vuole essere da Firenze, vuole essere tu, non imparò a Firenze l'arte da pittura. Però devo dire, guarda, quel quadro lì quando l'ho visto sono rimasto proprio stupito. Colori proprio bellissimi. Perché me l'avevo visto in sul quadro era bianco e nero sul giornale. E poi, non so se ti ricordi, giù nel circolo, nel circolo culturale, a un certo momento hanno avuto un calendario della Galleria Enrico e c'era questo quadro uscì, però in conto alla fotografia, i colori, in conto a vederlo lì, difatti avevo visto anche quello, ho detto no, a colori però non è, porca l'idea dal vivo era